Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi faremo una portata un pochino diversa dal solito perché piuttosto che un termine di cui comunque spiegheremo l'origine, parleremo proprio di cos'è, soprattutto nella cultura napoletana. Stiamo parlando del ragù. Ora, il ragù alla napoletana è qualcosa di diverso dagli altri ragù che si trovano in altre regioni d'Italia, come per esempio quello dell'Emilia Romagna. L'origine del termine ragù deriva da ragutar, dal francese, far venire l'appetito, stuzzicare, che deriva dal termine goût che vuol dire gusto. Qual è la vera ricetta del ragù? E qua entriamo in un mare magnum di casini, nel senso che praticamente non so, diciamo una ricetta più o meno ufficiale. Ci sono varie variazioni che mettono tutte quante le famiglie perché possono essere utilizzati per esempio vari tipi di carne per fare il ragù. L'origine del ragù quando si ha? L'origine del ragù si potrebbe far risalire agli inizi del Settecento, verso il Settecento, perché ne parla anche il Cavalcanti, quindi non è così addietro nel tempo. Soprattutto nella seconda guerra mondiale il ragù era il pranzo della domenica, perché ai tempi la carne costava tantissimo, la mia famiglia normale non se la poteva permettere con la disponibilità che c'è oggi, e quindi si faceva questo ragù ogni domenica in modo da avere un primo e un secondo sostanzioso. Io oggi vi narrerò di una ricetta di ragù che ho preso direttamente da questo libro. Questo libro, tolgo dalla luce, Frien Magnan, è una sorta di Bibbia della cucina napoletana. Fu fatto nel 77 da un'idea di Gianni De Burini, il libro ha una prefazione di Luciano De Crescenzo, e questo studioso ebbe l'idea di raccogliere tutte le ricette popolari delle varie famiglie napoletane, chiedendo a loro quali fossero le loro ricette casalinghe. Si trovò sommerso la ricetta delle famiglie, è vero che il libro è di 460 pagine, divise per varie categorie: antipasti, primi, secondi, contorni, dolci, liquori. C'è anche un capitolo molto carino che è quello delle ricette della carestia, ovvero le ricette che venivano fatte durante il periodo della seconda guerra mondiale, quando non c'era praticamente niente da mangiare e si cucinava quello che c'era. Tant'è vero che ci sono le ricette dei glicini fritti, una cosa che per me è impensabile, o il caffè alla cicoria, che si trova per esempio anche in molte commedie di Edoardo, perché ai tempi il caffè vero non c'era e costava tantissimo quando c'era. Allora, prendiamo questa ricetta del ragù della domenica, proprio apre questo libro. Ingredienti: 1,25 kg di primo taglio di manzo, mezzo decilitro d'olio, 75 g di sugna fatta in casa, 75 g di lardo, 100 g di pancetta, 100 g di prosciutto crudo, 2 spicchi di aglio, 450 g di cipolle, quarto di vino rosso secco, viene identificato principalmente il Gragnano, 250 g di concentrato di pomodoro o di conserva, una bottiglia di pomodoro di San Marzano passato da 3/4 e un grosso ciuffo di prezzemolo. Esecuzione. E qua si entra nel campo, si abbandona un pochino il campo della cucina e si entra un po' nel campo della poesia. Tant'è vero che ho fatto anche una poesia, credo proprio da Edoardo, e dice che Orraù adda pippia, deve fare le bolle perché il ragù ha il tempo suo per cuocere, che è tra le 6 e le 7 ore. Tagliare a listarelle il prosciutto e la pancetta con un poco di prezzemolo e pepe e introdurlo nella carne prima di legarla, perché la carne veniva legata e veniva fatta questa specie di involtino. Spesso veniva fermato anche con uno spillone di metallo insieme allo spago in cui veniva legato.
Fare sul tagliere un battuto con il restante prosciutto, la pancetta, il lardo, il prezzemolo e l'aglio. A parte, tagliare finemente le cipolle e metterle in un tegame preferibilmente ovale sul fuoco insieme all'olio e alla sugna e mescolarle continuamente in modo tale che le cipolle si consumino. Quando cominciano a imbiondire, versare il battuto all'interno del contenitore della padella, alzare la fiamma e aggiungere la carne, girandola in modo tale che si rosoli uniformemente. Abbassare la fiamma e versare poco alla volta il vino, lasciandolo consumare fino a quando nel tegame rimane soltanto il grasso. La fiamma deve regolarsi in modo tale che non brucino tutti gli ingredienti, quindi tutto quanto ancora molto biondo. A questo punto si versa il concentrato di pomodoro o la conserva, se nel caso della conserva va diluita a metà in un mezzo bicchiere d'acqua va fatta prima soffriggere. Si mescola continuamente fino a quando il pomodoro non abbia raggiunto una colorazione rosso scuro. A quel punto si aggiunge la passata di pomodoro e un poco di acqua o brodo di carne per allungare, si aggiusta di sale e si lascia bollire a fuoco lentissimo. La salsa deve bollire molto lentamente e fino a quando non si presenta scura e densa, di un colore bello rosso quasi purpureo. C'è chi addirittura preparava il ragù il giorno prima, in modo tale che così, lasciato agire la notte, tutti quanti i sapori si mescolassero tra di loro. Io ho un ricordo assolutamente distinto della domenica, di quando io mi svegliavo, dopo aver fatto colazione già c'era questo odore di ragù che si spandeva per casa e verso mezzogiorno io ragazzino andavo con il pezzettino di pane preso dal pane fresco che aveva portato papà a cercare di pucciare nel ragù prendendomi una bella cucchiaiata di legno sulle mani dicendo statti fermo che deve ancora finire di cuocere. Però già dopo 3-4 ore ha un sapore fantastico. Quanto tempo cuoce un ragù? C'è chi vuole farlo cuocere 6, chi vuole farlo cuocere 7, chi vuole farlo cuocere 8. Anche questa è a valutazione familiare il tipo di cottura. Anche il tipo di grasso. Ci sono persone che utilizzano solo il lardo, persone che utilizzano misto lardo e olio, c'è chi utilizza lo strutto a seconda, chi utilizza il concentrato di pomodoro doppio e chi no. Io personalmente lo uso perché trovo che il concentrato di pomodoro dia un sapore molto più marcato e uso metà strutto, metà olio. È una ricetta, come potete immaginare, assolutamente calorica, come ho detto prima, la ricetta era domenica della festa, quando la disponibilità economica non era tanta e quindi bisognava rinforzare sul lato delle calorie per quella giornata. Per almeno un giorno una disponibilità di proteine, tali che nel ragù viene cotta anche altro tipo di carne, non solo questo involtino di manzo. Spesso viene cotta la salsiccia che diventa morbidissima o la tracchia, sarebbe la costoletta, che diventa dopo 6-7 ore di cottura, praticamente non c'è assolutamente bisogno del coltello, si sfalda da sola, la carne diventa morbidissima. C'era anche un'altra tradizione che si faceva a casa mia, che era quella di prendere queste piccole fette di manzo, metterci dentro l'uva passa, i pinoli, il prezzemolo e il parmigiano, arrotolarli, chiuderli con lo spago e infilarli con lo spillone di metallo e lasciarli cuocere. A me non sono mai piaciuti perché l'uva passa che cuoceva così tanto tempo a lungo dava un sapore che io non gradivo alla carne poi in generale. Ora sono cambiate le condizioni, è veramente difficile fare un ragù come si deve. Almeno trovare anche la motivazione di farlo, perché abitando da solo fare un ragù per sé è abbastanza uno spreco. Infatti è il caso di farlo quando si invitano degli amici, però ciò vuol dire almeno cucinare
per 5-6 ore. L'ultima volta l'ho fatto cuocere 6 ore. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per questa puntata speciale. Vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano. E come si dice sempre a Napoli, ciao brim. E anzi, in questo caso, buon appetito.